C'era l'aspetto che era necessario assolutamente trovare soluzione, diciamo così, tecnica al fatto di riuscire a diciamo così, impedire qualsiasi tipo di ricorso alle prossime elezioni su questi aspetti chiaramente appunto tecnici del lavoro della giunta che aveva fatto. Poteva prefigurare che per quanto riguarda l'aspetto del voto disgiunto i voti dati praticamente a una lista e al presidente non di quella lista potessero poi essere impugnati per non chiarezza appunto di conteggio di voti. Come avviene già in altri comuni, in altre regioni, si potranno esprimere due preferenze, un uomo e una donna, quindi diamo la possibilità forse al Consiglio regionale del futuro di essere più rosa e questo è un grandissimo risultato. La seconda novità è il limite di 2 mandati per i consiglieri regionali, 10 anni, anche questa è una limitazione giusta. È passato un emendamento che limita i 2 mandati a partire dalla prossima legislatura. Questo significa che le regole le vogliono applicare agli altri e non a coloro che sono qui da tante legislature. Hanno affermato che l'emendamento che io proponevo, e cioè che si conteggiassero anche le legislature fatte, è incostituzionale. Io dimostrerò che non è così e cadrà l'ultima foglia di fico di coloro che non vogliono discutere sul merito, ma cercano, attraverso una presunta incostituzionalità, di impedire di esprimere il loro parere. Io voglio che i codardi siano smascherati. Se sono contrari che lo dicano, ma che lo dicano in modo pubblico.